Salve a tutti! In questo video vi parlerò dei contadini e del Risorgimento in Veneto. Sappiamo che i contadini rappresentano nel 1800 in Veneto il 70-80% della popolazione, quindi la stragrande maggioranza della popolazione. Però bisogna anche rilevare il fatto che questa stragrande maggioranza della popolazione rurale è sostanzialmente indifferente alla causa nazionale. I motivi sono principalmente due. Innanzitutto la situazione di povertà, di arretratezza, anche di ignoranza in cui versano le masse contadine. E in secondo luogo anche il fatto che la propaganda svolta dai patrioti, sia che siano patrioti di orientamento liberal moderato, sia che siano patrioti di orientamento democratico, è una propaganda incentrata unicamente sui temi dell'indipendenza, della libertà, dell'indipendenza della patria dallo straniero oppressore e della sua unificazione. Quindi nessun argomento che possa in qualche modo attirare anche il consenso delle masse rurali. Si tratta, come comunque specifica lo storico Lettario Briguglio, di un'indifferenza che si può definire ambivalente. Vale a dire che i contadini, anche se sono appunto indifferenti al movimento, per la maggior parte, al movimento politico nazionale, non per questo sono anti-italiani o austriacanti, cioè favorevoli all'Austria. Per i contadini veneti, rimanere legati all'Austria o passare sotto il governo italiano li lascia completamente indifferenti, cioè non si aspettano che un cambiamento di governo possa portare effettivamente a un cambiamento delle loro condizioni di vita. In effetti sono pochi i patrioti che si pongono il problema, la questione sociale, il problema dei contadini e del loro coinvolgimento o del perché non si riesce a coinvolgerli. Ehm, mi riferisco ad esempio a Carlo Pisacane oppure a Giuseppe Ferrari che pongono il problema appunto della questione sociale, della necessità anche di risolvere i problemi materiali dei contadini per coinvolgerli nelle lotte nazionali. Per quanto riguarda il Veneto è interessante la riflessione che fa Ippolito Nievo. Ippolito Nievo era abituato a frequentare il mondo contadino, ad esempio nei suoi soggiorni a Fossato di Rodigo o a Colloredo e fin da giovane nei suoi racconti parla del mondo contadino, c'è un suo romanzo intitolato Il Conte Pecorario e anche vari passi nelle confessioni di un italiano, insomma parlano dei contadini e dell'ambiente contadino. In particolare, Nievo affronta il problema dell'estraneità dei contadini alla causa nazionale nello scritto Frammento sulla rivoluzione nazionale, e poi intitolato Rivoluzione politica e rivoluzione nazionale. Uno scritto composto probabilmente dopo la pace di Villafranca e rimasto inedito fino al 1929. In questo scritto Neva appunto si propone lo scopo di riuscire a spiegare l'estraneità dei contadini alle questioni politiche e mette innanzitutto in evidenza la situazione di arretratezza in cui si trovano a vivere, di miseria e di ignoranza. Però critica anche i rimedi messi in atto dalle classi dirigenti liberali per porre rimedio alla situazione dei contadini. Sono appunto appunto, rimedi giudicati puramente assistenzialistici e paternalistici, quindi che non risolvono la situazione di fondo. E a questo si aggiunge un atteggiamento da parte della maggior parte appunto delle classi dirigenti liberali, un atteggiamento fondamentalmente anticlericale che considerato insomma, il legame, stretto legame che c'è tra contadini e clero è il principale punto di riferimento nelle campagne, provoca ancora una maggiore frattura tra città e campagna. Quindi, secondo Ippolito Nievo, per fare in modo che la rivoluzione politica, ossia diciamo la liberazione della penisola italiana dal dominio straniero e la sua unificazione, possano poi effettivamente portare alla costituzione di uno Stato italiano forte, unitario e forte, è necessario che questa rivoluzione politica diventi anche una rivoluzione nazionale, vale a dire deve realizzare, appunto scrive Nievo, la fusione del volgo campagnolo nel gran partito liberale. Quindi deve esserci la partecipazione attiva dei contadini.
Per fare questo bisogna innanzitutto, secondo Nievo, risolvere il problema materiale, cioè delle condizioni di vita dei contadini. E in secondo luogo bisogna dare loro un'istruzione, quindi prima il problema materiale, in secondo luogo l'educazione e soltanto in terzo luogo, e già qua Nievo mostra di fare un passo avanti notevole, bisogna, per coinvolgere effettivamente i contadini, bisogna farli partecipi della vita politica del paese concedendo loro il voto, il suffragio politico. Come ho detto prima, appunto, Nievo è uno dei pochi che si pone la questione sociale e infatti Antonio Gramsci critica un po' il Partito d'Azione per la sua incapacità di farsi portavoce delle richieste delle masse rurali. Secondo Gramsci, solo se il Partito d'Azione si fosse effettivamente fatto carico dei problemi delle masse rurali, allora il risorgimento sarebbe potuto essere veramente un movimento di carattere popolare. Scrive infatti Gramsci: è evidente che per contrapporsi all'efficacemente ai moderati, il Partito d'Azione doveva legarsi alle masse rurali, specialmente meridionali, essere giacobino non solo per la forma esterna di temperamento, ma specialmente per il contenuto economico-sociale. Invece, appunto, accusa Gramsci, finì per essere un organismo di agitazione e propaganda a servizio dei moderati. Quindi manca anche da parte di Mazziniani e Garibaldini questo passo in avanti. Questo perché? Perché le classi, i patrioti appartenenti comunque a quelle che sono le classi liberali, che sia che siano Mazziniani e Garibaldini, sia che siano monarchici o moderati, comunque guardano ai contadini con una certa diffidenza, con un certo sospetto. Soprattutto temono quelle richieste di carattere economico-sociale, temono delle vere e proprie ribellioni, delle rivolte sociali e non soltanto politiche. E in realtà però i contadini avrebbero potuto essere una risorsa importante. Ad esempio nel 1848 i contadini in un primo tempo sono ben disposti a combattere contro gli austriaci, accorrono in massa ad arruolarsi nelle guardie civiche che si costituiscono anche nei paesi di campagna. Perché? Perché agisce su di loro il mito di Pio IX. Il Papa all'inizio, come sappiamo, aveva appoggiato, era divenuto il Papa liberale, aveva appoggiato anche le insurrezioni, la prima guerra di indipendenza, fino alla locuzione del 29 aprile quando ritira le sue truppe. E quindi anche il clero era orientato in senso favorevole alla causa nazionale, portandosi dietro quindi anche l'appoggio dei contadini. E contadini che comunque si aspettavano da parte dei governi provvisori, insomma, che si sostituiscono al governo austriaco nel 48, si aspettavano un miglioramento delle loro condizioni di vita. Innanzitutto l'abolizione della tassa personale, poi l'abolizione della coscrizione obbligatoria che per i contadini nel Lombardo-Veneto sotto l'Austria la coscrizione durava 8 anni. E poi soprattutto molti auspicavano il poter di nuovo usufruire di quel diritto di pascolo, il diritto di regnatico nelle terre comuni, i cosiddetti usi civici, che erano stati aboliti con la legge del 1839. Ed effettivamente la rinnovata Repubblica di Venezia del 48 attua alcuni di questi provvedimenti come l'abolizione della tassa personale o la riduzione ad esempio del prezzo del sale per venire incontro alle classi popolari. Però non viene messo, cioè non vengono attuati ulteriori provvedimenti, non viene messo in discussione l'assetto economico-sociale delle campagne. Le autorità cittadine temono, continuano a temere i contadini, li considerano sostanzialmente rozzi, ignoranti, immorali, corrotti, potenzialmente pericolosi. Durante tutto il periodo delle insurrezioni del 48, tanto che ad esempio si diffondono delle voci per lo più infondate del rischio di attacchi da parte dei contadini alle città. Ad esempio a Vicenza, dopo la ritirata degli austriaci, i borghesi hanno fretta di costituire la guardia civica proprio perché giravano voci di un imminente attacco dei contadini in città.
E quindi anche se si costituiscono, come ho detto prima, delle guardie civico-rurali, con l'apporto di molti contadini, queste guardie civiche vengono lasciate completamente inutilizzate, senza armi ma anche senza direttive. Quindi a un certo punto i contadini si distaccano, cioè non presi in considerazione, si distaccano dal movimento nazionale. Quindi dinanzi ad un periodo che va dal marzo, aprile, primi di maggio del 1848, in cui i contadini sono effettivamente una risorsa che poteva essere utilizzata, dopo questo periodo l'appoggio dei contadini viene lentamente a decadere, tanto che poi si ricorda come quando gli austriaci rientrano in Lombardia vengono accolti dai contadini al grido di Viva Radeschi, che in realtà era più che una contentezza nei confronti del ritorno degli austriaci, era diciamo una protesta contro i proprietari terrieri che non erano venuti incontro alle esigenze dei contadini. Nonostante questo, non tutti i contadini negli anni successivi, anche al 48, rimangono completamente estranei alla causa nazionale. Per quanto riguarda il Veneto, ecco, bisognerebbe ovviamente fare delle ricerche più specifiche, però da alcune testimonianze in cui ad esempio mi sono imbattuta io, si possono rilevare, diciamo, delle differenze anche da zona a zona. Ad esempio, Francesco Molon, patriota vicentino capo del Comitato Segreto Nazionale di Vicenza, nel novembre del 1863 redige una relazione, quella che chiama una memoria per un'azione di volontari nella provincia di Vicenza. Ecco, in questa memoria indica l'altopiano dei 7 comuni come la zona più opportuna per lo scoppio di un'eventuale insurrezione all'interno del Veneto. E spiega perché? Spiega perché gli abitanti dei 7 comuni avevano uno spirito patriottico, dice, più che buono, diciamo, anche grazie ad un clero particolarmente illuminato. Invece gli abitanti del canal di Brenta, proprio a causa del privilegio concesso dal governo austriaco di coltivare il tabacco, invece erano, diciamo, più favorevoli al governo austriaco. Gli abitanti, dice poi, del canal d'Astico erano sostanzialmente indifferenti, però di indole mito e di indole buona. E conclude un po' facendo una sorta di somma della situazione. Il contado in generale di questa nostra provincia è assolutamente indifferente ed assisterà alla lotta quale spettatore forse simpatico, ma niente più. Quello dei monti è migliore, mentre quello del piano sarebbe poco meno che contrario. Quindi c'è questa variazione anche nel sentimento nazionale dei contadini a seconda delle zone. Francesco Molon è colui che poi è a capo, costituisce il battaglione volontari vicentini che si forma nel luglio del 1866 in supporto all'esercito italiano, all'azione dell'esercito italiano durante la terza guerra d'indipendenza, anche se poi questo supporto, diciamo, non si realizzerà, verrà lasciato sostanzialmente inutilizzato. Però è interessante perché scorrendo l'elenco dei circa 500 volontari che appartengono al battaglione, si può osservare la presenza di ben 57 indicati come villici, accanto a un gastaldo, 3 agricoltori e 6 non meglio specificati campagnoli. Quindi una presenza non piccola. E sempre allo stesso periodo, siamo in questo caso nell'agosto del 1866, si trova una lettera del deputato politico di Agordo al commissario Zanardelli e, parlando della popolazione del distretto, scrive che è tutta, senza distinzione di classi, eminentemente italiana e patriottica, fatto rimarchevole in ciò che riguarda il ceto villico, solitamente apatista, e che si può forse attribuire all'intelligenza naturale dell'alpigiano e dalla condizione di confinario, la quale, provocando l'antagonismo, dà maggiore energia al sentimento nazionale. Ora, questo commissario, questo deputato comunale dà una sua opinione personale su come mai i contadini del suo distretto sono così patriottici. Si possono, visto che c'è una partecipazione contadina al movimento nazionale, anche se comunque limitata,
si possono trovare delle spiegazioni. Una di queste spiegazioni può essere legata all'influsso esercitato dai proprietari terrieri. Ovviamente là dove c'erano dei proprietari terrieri con orientamenti liberal nazionali, ovviamente i contadini potevano essere attratti da questa orbita, dalla loro orbita. Basta pensare al plebiscito del 1866 dove sono i preti e i proprietari terrieri a condurre i contadini al voto, quindi c'è questa influenza inevitabile, questa dipendenza che ovviamente hanno i contadini nei confronti dei proprietari terrieri. Poi l'atteggiamento dei proprietari terrieri rimane ambivalente. Da un lato c'è la volontà di sottrarre i contadini all'egemonia austriaca e quindi di conquistare la causa italiana, dall'altro lato c'è proprio però continua a permanere la paura di un eccessivo coinvolgimento dei contadini e di un'eccessiva partecipazione, con il rischio che potrebbe comportare relativamente al controllo di questa mobilitazione contadina. Un'altra motivazione può essere data alle migrazioni interne, quelle di carattere temporaneo per lo più, che spingevano i contadini appunto a lasciare i propri paesi d'origine per cercare lavoro, venendo così a contatto con degli ambienti che potevano essere più vivaci da un punto di vista politico. Queste migrazioni riguardavano soprattutto le popolazioni che vivevano nelle colline o delle montagne del Veneto, che soprattutto all'inizio, insomma, alla fine della stagione estiva, all'inizio della stagione autunnale invernale, scendevano in pianura alla ricerca di lavoro, magari nell'attività di carattere artigianale, e quindi scendendo in questi paesi diciamo, paesi in pianura, potevano venire a contatto con ambienti in cui invece le idee patriottiche erano molto diffuse, quindi riuscivano a venire a contatto con queste stesse idee. Mi riferisco ad esempio agli abitanti dei 7 comuni che scendevano appunto in pianura per lavorare nell'industria, nell'artigianato, ad esempio nella fabbricazione dei cappelli di paglia, Marostico a Conco, nella lavorazione della seta a Cartigliano, nella lavorazione laniera, ad esempio a Schio Valdagno. Ma la stessa cosa avveniva per coloro che abitavano nelle montagne del Bellunese o dell'Alto Friuli, che invece andavano a finire a fare gli stanini, calderai, seggiolai, gli arrotini, venditori anche di dolci, di paste, eccetera. E concludo facendo un esempio concreto di un contadino appunto che finisce per entrare per assimilare insomma, gli ideali nazionali nel suo percorso di vita. Ce ne lascia traccia in un diario che è stato pubblicato nel 2011 ed è questo Luigi Turatto. Luigi Turatto era figlio di Fittavoli, di un piccolo paese del Vicentino, Sossano. Frequenta la scuola elementare, infatti sa leggere, sa scrivere, anche se la sua è una scrittura un misto tra diciamo italiano e dialetto, con molti errori, insomma l'ortografia e la grammatica sono quello che sono, però insomma è comprensibile. La lettura è comunque comprensibile. Viene arruolato Turatto nell'esercito austriaco nel 1854 e nel 1959 combatte nell'esercito austriaco. Diserta, da quello che scrive lui, questa diserzione sembra quasi dovuta al caso, cioè nel mezzo della battaglia ha occasione di lasciare il suo reparto e lo fa. Quindi non adduce delle motivazioni patriottiche. Viene arrestato dai franco-piemontesi e poi si arruola come volontario nell'esercito piemontese dopo Villafranca. Sull'arruolamento anche in questo caso non sembrano intervenire delle motivazioni strettamente patriottiche perché appunto Turatto dice che l'alternativa sostanzialmente per chi non si arruolava era di rimanere in prigione. Però poi fa anche la campagna dell'Italia meridionale sempre con l'esercito e nel 1860 combatte il brigantaggio nell'Italia meridionale nel 62. Non partecipa alla terza guerra d'indipendenza, però nelle sue memorie ci parla anche della liberazione del Veneto. Quello che è interessante, questo suo diario è molto descrittivo, però ci sono degli spunti che sono a mio avviso interessanti, ad esempio quando Turatto parla dei Fratelli Bandiera, parla con ammirazione dei Fratelli Bandiera, elogia la resistenza di Venezia nel 1848-49,
Quando visita in Ungheria le prigioni in cui sono rinchiusi dei patrioti, tra cui anche patrioti italiani, esprime ammirazione anche per questi patrioti che appunto erano finiti in prigione proprio per aver combattuto per la patria. Scrive ad esempio: chi non ama Dio non è cattolico, chi non ama la sua patria non è italiano e chi non ama il suo prossimo non è cristiano. Osservate, questi carcerati erano italiani e ungheresi, che per tenir dalla sua patria ne fuggirono, desertarono dalle bandiere austriache e poi fu presi e condotti ai pattiboli, alle carceri, alle verghe, alle torture, alle bastonate, a soffrire la fame, la sette, in dormire sulla nuda terra per l'amor di patria. E tra le altre prigioni visita anche quella in cui era stato rinchiuso ad esempio Silvio Pellico e commenta "O infami e maledetti tedeschi". Quindi ci sono diciamo, queste osservazioni che fanno riflettere comunque sull'esistenza di uno spirito nazionale, di un amor di patria comunque magari superficiale o magari un po' in nuce ma comunque presente. E quando poi si arruola nell'esercito piemontese entra anche in contatto con molti emigrati veneti ed esprime ammirazione per coloro che appunto erano emigrati, avevano lasciato appositamente la loro terra natale per appunto combattere nelle guerre di indipendenza, che poi si trovavano a vivere in condizioni difficili in Piemonte oppure in altre parti d'Italia. E ecco, in particolare poi esprime ammirazione nei confronti dei suoi compagni d'arme volontari appartenenti magari a delle famiglie ricche e benestanti che avevano lasciato una vita lussuosa per fare la vita del soldato, una vita a cui lui diceva di essere ormai abituato da anni, quindi lui era abituato alle fatiche della vita militare, alle fatiche anche della guerra, e invece aveva come compagni d'armi questi giovani invece che non erano abituati a nulla di questo, ma pronti ad ogni sacrificio appunto per amor della patria. E ecco, concludo con quello che scrive questo Luigi Turatto al momento della liberazione del Veneto. Lui si trova a Bologna e scrive: Dio lo vuole, che consolazione, che giubilo, che allegrezza per noi emigrati, la nostra patria è libera, sia laudato il Dio degli eserciti, che ora siamo liberi, è orra che quella vacca Austria si invade in tanta malora, è orra. Chi beve di qua, chi beve di là, cucagna sopra cucagna e allegrie, muzziche sopra muzziche, illuminazione a tutta Bologna. Chi avesse visto Bologna e gli voltici del padiglione. E ancora più avanti scrive da tutte parti di Bologna si sentiva viva, viva Venezia libera, viva il re, viva l'Italia, viva Giuseppe Garibaldi, chi suonava, chi cantava, chi ballava, musiche sopra musiche che suonava, mucchi di emigrati che cantava, addio, addio Venezia, Venezia addio, se piace a Dio ritornerò. Dopo sì lunga lotta, guerra, esili, carcere, infiniti sacrifici, patimenti, a nuova vita Venezia si ridesta, ma per Dio alzammo la testa che fra poco a Venezia s'inva.